E ancora buongiorno da Paola 4, Luca Madonia, che sarà domani nei nostri studi. Questo è il suo nuovo singolo, Il nostro tempo. Domani avremo modo di parlare proprio con Luca, che ci racconterà di questo nuovo progetto che lo vede protagonista nella sua eleganza, nella sua classe, e poi lui è bravissimo, oltre ad essere una persona eccezionale. Domani avrete modo di conoscerlo meglio, però parliamo di artisti a 360 gradi, perché sabato pomeriggio all'Ipercop di Catania, di Gravina di Catania, si è svolto un evento, un'iniziativa davvero molto interessante, dal titolo Disegni di legalità, ed è stata davvero di grande successo. È stata presentata proprio in quest'area di ristoro dell'Ipercop Catania, appunto di Gravina di Catania, e ci sono stati diverse persone, come per esempio Giovanni Pagano, responsabile delle politiche sociali di Coop Sicilia, Alfio Curcio in rappresentanza della cooperativa Libera Terra, e ancora uno dei 4 autori dei fumetti che nelle sue tavole ha anche raccontato questa favola legata a Catania, alle arance rosse di Libera Terra coltivate a Belpasso. Io ho il piacere di parlare con un bravissimo, tra l'altro, fumettista che si chiama Gabriele Peddes. Lui adesso si trova a Bologna e noi gli diamo il benvenuto. Ciao Gabriele, buongiorno. Ciao Paola, buongiorno, ciao. Intanto benvenuto, ho avuto modo anche di guardare nel tuo sito tutto ciò che hai realizzato, dei fumetti favolosi, cioè sei bravissimo, complimenti. Grazie. Davvero. Grazie mille. Questa è un'iniziativa dal sapore, ecco, se vogliamo avvicinare le due cose, molto importante, che ha un significato molto profondo. Vuoi raccontarci un po' di questa iniziativa Disegni di legalità? Sì, devo dire che non succede tutti i giorni lavorare per un progetto così utile nel concreto. È un progetto che nasce dalla collaborazione di 3 realtà, che sono Amelin, associazione culturale di Bologna, che si occupa di promozione della lettura e promozione della cultura visiva in generale, in collaborazione con Coop 3.0 e ovviamente Libera, l'associazione. Insieme hanno deciso di realizzare questo progetto che finanziasse nel concreto le attività di Libera e le promuovesse. Quali sono nello specifico queste attività? Libera lavora con le terre sequestrate alle mafie, ridandogli ovviamente nuova vita, collaborando con associazioni e cooperative sul territorio per produrre dei prodotti che poi vengono venduti al grande pubblico, diciamo, e realizza poi campi scuola, per esempio, insomma molte di queste iniziative, fattorie didattiche, e quindi... A proposito di didattica, in questo caso sono stati messi a disposizione, messi in vendita proprio dei quadernoni. Esatto, infatti il prodotto che è stato scelto per la realizzazione di questo progetto sono proprio dei quaderni, proprio perché è un oggetto veramente versatile, di uso quotidiano per tutti, dal bambino che va a scuola, sia per l'adulto che appunto deve prendere appunti per lavoro o piacere. E quindi sono stati realizzati questi 4 quaderni che sono usciti in commercio nell'estate 2016, quindi da poco. Sono 4 quaderni, ciascuno dei quali ha al suo interno una storia di 4 pagine, ognuna realizzata da 4 disegnatori diversi. Io sono uno dei 4, ma ci sono anche Marina Girardi, Silvia Rocchi e Fabio Bonetti che hanno lavorato a questo progetto, e sono appunto storie a fumetti che raccontano e parlano del tema della legalità, legata però alla vita di tutti i giorni. Qual è l'immagine che a tuo avviso in questo momento rappresenta di più questa iniziativa? Allora, l'immagine che fammi pensare, è difficile. Che poi tu ne hai fatto, esatto, sono tante, immagino, ecco, quindi. Esatto, sono tante, ciascuna storia, diciamo, una sua peculiarità, e quindi più che l'immagine bisognerebbe proprio leggere il fumetto, che è composto da tante vignette, tante immagini, e racconta una storia. Ciascuna racconta un aspetto diverso di questo tema di cui abbiamo parlato. C'è per esempio la storia che parla di un prodotto specifico, c'è una storia invece che parla proprio del tema della legalità nella vita quotidiana. Insomma, viene un po' scandagliato su tutti i fronti questa tematica.
Poi tra l'altro Coop Sicilia e Coop Alleanza 3.0 sono da sempre a fianco di Libera e di questa iniziativa proprio per sostenere la cultura della legalità, quindi un momento molto importante sia per loro che per voi, che comunque mettete a disposizione la vostra arte per un fine importantissimo. E dove è possibile poi rivedere o guardare insomma questi fumetti, leggere questi fumetti? Allora, i quaderni con i fumetti sono disponibili nei supermercati Coop, Alleanza 3.0 e penso anche Coop Sicilia. Nel reparto cancelleria ovviamente sono in vendita al costo di €1 ciascuno, e l'euro viene donato all'Associazione Libera in sostegno dei loro progetti, come simbolo di promozione appunto di questa associazione. Quindi comprateli, acquistateli, perché €1 può aiutare sicuramente ad andare avanti, a sostenere Libera, a sostenere queste associazioni che si occupano di questo fine favoloso, importante e pieno di voglia di combattere ciò che non va bene, ecco, diciamolo. Esatto. Tra l'altro questa è la prima edizione di questo progetto, quindi è uscita nel 2016, ma presto nuove edizioni, quindi ogni anno avremo dei nuovi quaderni con nuovi fumetti e quindi possiamo continuare la collezione. E io non vedo l'ora di leggere questi fumetti, perché ho visto il tuo sito, Gabriele, sei bravissimo, e anche i tuoi colleghi, chiamiamoli, sono bravissimi davvero, quindi buon lavoro, buona arte mille. Sempre, grazie per essere stato con noi. Ciao Gabriele Buona giornata Pedes. a tutti, grazie, ciao. Noi invece torniamo tra poco, sempre parlando di sociale, parleremo anche di argomenti che riguardano la nostra terra, ciò che accade anche nella nostra terra, tutto ciò dopo Neck e dopo qualche altra canzone. Se avete voglia di interagire con me, 380 19 33 500.